Quella è l'isola di San Giulio. La leggenda narra che San Giulio liberò l'isola dai draghi e fondò lì la sua 100ª chiesa. Non trovando nessuno che lo traghettasse, San Giulio stese il suo mantello rosso sul lago e navigò fino all'isola. Siamo nella Basilica di San Giulio. Questi affreschi appartengono tutti ad epoche diverse. Questa è la via del silenzio, ma se fatta al contrario diventa la via della meditazione. Com'è romantico e che pace! Sembra che il nome Orta derivi da Hortus. In effetti questo è un piccolo giardino. E qui dove siamo? Siamo arrivati al Sacro Monte di Orta. È un percorso devozionale con 20 cappelle che raccontano la vita di San Francesco ed è patrimonio dell'UNESCO dal 2003 come gli altri sacri monti piemontesi e lombardi. Wow! Seguitemi su italia.it.